Ancora una giornata drammatica sulle strade del Veneziano, un 32enne è morto in un incidente in autostrada grave, un bambino di 7 anni, 5 feriti in un frontale ad Annone. 2 famiglie distrutte dal dolore dall'incidente a Musile di Piave. Giulia è morta a 18 anni, Alberto combatte fra la vita e la morte. Parla lo scrittore Fulvio Ervas che da anni conosce la famiglia del ragazzo. I comitati per il sì al referendum del 1° dicembre aprono un punto di informazione in piazza Ferretto. Convinceremo gli indecisi dei benefici che si avranno con 2 comuni autonomi. Questa sera alle 21:15 il documentario Veneto in ginocchio realizzato dalla nostra emittente. Voci, racconti, immagini e suoni dei giorni terribili della tempesta Vaia. Venezia presa d'assalto da circa 100.000 turisti per il ponte di Ognissanti, proteste dei residenti, battelli strapieni, difficoltà a camminare tra le calli, ma il turismo è ancora una boccata d'ossigeno per l'economia. Aveva in casa 2 serre per la coltivazione di marijuana, ma il via vai di giovani dall'abitazione ha insospettito i carabinieri, scoperto e arrestato a Villaggio Laguna un 28enne mestrino. Girava per Piazzale Roma con un'ascia di 40 cm tra bagagli, denunciato dai carabinieri un senza tetto già colpito da foglio di via obbligatorio dal comune di Venezia. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi: ore drammatiche nelle strade del Veneziano con gravi incidenti stradali. Poche ore dopo la giovane che ha perso la vita a Musile di Piave, un uomo di mira è morto al volante della sua automobile lungo la A4, grave un bambino di 7 anni. È stato uno scontro terribile, quello che non ha lasciato scampo ad un 36enne di Mira, morto in un incidente stradale lungo la A4. Ferito anche un bambino di 7 anni, trasportato urgentemente all'ospedale di Treviso, ed una donna. È un bilancio drammatico, quello dell'incidente stradale tra 2 automobili ed un furgone, avvenuto attorno alle 23:30 della notte scorsa lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Cessalto e Sandona di Piave in direzione Venezia. Secondo una prima ricostruzione fornita da Autovie Venete, che aveva subito disposto la chiusura del tratto tra i 2 caselli per consentire alla polizia stradale di effettuare i rilievi e ancor prima, soprattutto al personale medico del 118 di intervenire, un'auto ha toccato prima il guardrail laterale, poi è carambolata al centro della strada, quindi è stata centrata dal furgone. Nonostante i soccorsi, i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo che si trovava al volante di una delle 2 auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sandonà e Motta di Livenza, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Il tratto autostradale è stato riaperto attorno alle 3 di notte. Scontro frontale questo pomeriggio a Giai di Annone Veneto tra un furgone ASVO, Ambiente e Servizi Veneto Orientale, e un'auto. Il grave incidente è avvenuto lungo via Fossone, sulla strada che da Annone porta a San Stino. 5 persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni, che è stata trasportata all'ospedale di Treviso. Gli altri feriti sono stati portati con le ambulanze ai nosocomi di Oderzo e di Mestre. La dinamica al vaglio delle forze dell'ordine, ma sembra che uno dei 2 veicoli abbia perso aderenza finendo contro l'altro mezzo che proveniva in senso opposto. Sul posto gli uomini del SUEM 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Schianto a Musile di Piave, 2 famiglie distrutte dal dolore, quella di Giulia Zandarin, 18 anni, morta nel tragico incidente di giovedì notte, e quella di Alberto Antonello, che sta combattendo tra la vita e la morte all'ospedale di Mestre. Fulvio Ervas, scrittore che da anni conosce la famiglia del ragazzo, domani dice: andrò ad abbracciare Franco, non ci sono parole. Una tragedia immensa dove le parole lasciano spazio solo al dolore. 2 famiglie distrutte, quella di Giulia Zandarin, appena 18 anni, morta sul colpo e nello schianto di giovedì notte, e quella di Alberto Antonello, 19 anni, che sta combattendo all'ospedale di Mestre, dove si trova nel reparto di rianimazione. 2 giovani come tanti, una serata con gli amici, l'allegria e la spensieratezza di quest'età. Ho visto Alberto e anche la Giulia, li ho visti alla Mostra di Venezia, quindi avevo l'immagine nella testa, è stata una cosa tremenda, quindi adesso domani torno e proverò a fare un salto a Franco, vedere com'è la situazione. La famiglia di Alberto era nota perché il papà Franco aveva deciso di portare l'altro figlio, più grande, affetto da autismo, in un viaggio in America in moto. Un'esperienza che era stata raccontata in un libro scritto da Fulvio Ervas, Se ti abbraccio non aver paura, e in un film di Salvatore, Tutto il mio folle amore. Proprio Ervas ci parla della famiglia Antonello già provata nella vita. Assolutamente sì, dici, sono veramente
che la vita è una lotteria che ha pochissimi numeri e sceglie sempre sulle stesse persone. Insomma, voglio dire, più di così in una vita cosa deve provare, che cosa ancora deve essere testato, no? Quindi insomma, grande dolore, davvero grande amarezza, ma naturalmente per tutte e due le famiglie. Una società, questa spiega Hervas, dove sempre di più si è portati a correre, una società che ti spinge ad avere sempre più adrenalina. Secondo me qui dobbiamo rallentare, nel senso che c'è una società che ci educa a correre in tutti i sensi e queste generazioni, correvamo anche noi, non avevamo un motorino, qui il problema è che tutto è diventato così veloce che anche il rischio di vita è diventato maggiore. Non ci sono parole per una tragedia così grande. Ma tanto un abbraccio, se riesco a vederlo, che non sia solo, perché sono franco, abbiamo condiviso non solo storie, affetti, abbiamo condiviso raccontare la vita, diciamo, molte cose. E lo abbraccio e non si dice altro in questo momento bisogna fare i mammiferi che trasmettono calore, poi vedremo dopo che cosa succede. Ed ora una notizia che arriva da Bologna. Uno studente di 21 anni di Venezia è stato aggredito e preso a pugni da un gruppo di altri giovani che poco prima avevano apostrofato la sua fidanzata con un apprezzamento volgare. È successo verso le 3 della scorsa notte nella zona universitaria di Bologna. Fatela finita, avrebbe gridato il ragazzo al gruppetto, che avrebbe però reagito saltandogli addosso e picchiandolo. A quanto pare erano in 5, tutti italiani, sui 30 anni. È stata la fidanzata dello studente a chiamare poi le forze dell'ordine, studentessa anche lei veneziana. Entra nel vivo la campagna elettorale per il referendum del 1° dicembre sul futuro di Venezia e Mestre. I comitati per il sì sulla creazione di 2 comuni hanno aperto un punto di informazione in piazza Ferretto. Sentiamo. Stanno prendendoci in giro, cittadini di Mestre e di Venezia. Ormai è da 50 anni, ci avevano detto al primo referendum risolviamo tutto, bisogna stare uniti. Non hanno risolto niente, tutto peggio. La Casa del Sì al referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre apre sotto la torre civica di Piazza Ferretto e sotto i buoni auspici dell'ultimo sondaggio, secondo il quale 7 elettori su 10 sono pronti ad andare alle urne il 1° dicembre. Ora l'impegno è per convincere quel 30% di elettori dato ancora incerto tra il sì e il no. Un'operazione svolta anche simulando cifre ufficiali alla mano, come sarebbero i bilanci del comune di Venezia e di Mestre. Addirittura noi, prendendo il bilancio del 2018, abbiamo visto che c'è un avanzo di amministrazione corrente di 71 milioni, che spaccato tra le due realtà, andando a ridurre, attenzione, di circa 36 milioni di euro le tasse pagate da tutta la terraferma, noi garantiamo l'equilibrio di bilancio e garantiamo la sostenibilità e i risparmi ai cittadini, cioè noi restituiamo soldi ai cittadini. I comitati per il sì rispondono a tutto. Cosa cambia per l'aeroporto? Nulla, sostengono, perché sorge su un'area demaniale ed è gestito in concessione da una società privata. Non è quindi del comune, unito o diviso che sia, così come non lo è il porto, anche questo su area demaniale è gestito dall'autorità portuale, così come nulla cambia con le società partecipate. ACTV, ad esempio, dicono qui è già una società partecipata da più comuni e che offre già i trasporti in comuni diversi. A cambiare con il sì sarebbero invece le tasse. I cittadini di Mestre e le aziende di Mestre, ma perché se ne vanno via? Perché pagano il doppio di tasse che nei comuni vicini. Ma perché dovete continuare a pagare il doppio di tasse guardando i più vicini a voi? Spinea, Marcon, Mogliano, andate a guardare le tasse, quanto sono bassissime in confronto, ma anche del comune del Cavallino. Ecco perché noi abbiamo presentato il bilancio e diciamo chiaramente e onestamente ai cittadini che non ci sono problemi. Peraltro, per quali problemi che problemi dovrebbe avere Mestre? Che problemi dovrebbe avere? Perché Treviso non li ha? Anzi, noi a Mestre rispetto a Treviso abbiamo 7 milioni di euro di entrate in più dal turismo. Treviso non li ha neanche Padova. Questa è la logica. Noi siamo sia Mestre, la terraferma, che Venezia, 2 miniere d'oro. Vi ricordo questa sera alle 21:15 un appuntamento imperdibile su Antenna 3 con il documentario Veneto in ginocchio prodotto dalla nostra emittente. Non posso parlare.
una disperazione, il partito che... Vaia, 4 lettere che racchiudono la furia della natura, la devastazione del vento e della pioggia. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Dal veneziano al bellunese, dal trevigiano al vicentino furono ore, giorni drammatici per il Veneto in ginocchio dopo la devastazione. Il livello storico dell'acqua alta Venezia, la piena del Piave che invase strade e abitazioni, interi boschi cancellati e una montagna che non sarà più la stessa. Ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Il vento forte sta abbattendo moltissime piante in montagna. Non sapevi se erano ancora vivi, se ero capitolo c'era ancora, se il municipio era stato portato via. Antenna 3 in quelle giornate a cavallo tra fine ottobre e novembre andò in onda quasi ininterrottamente per informare i cittadini sull'evoluzione della situazione. Ora le voci, i suoni, le immagini, un anno dopo il passaggio di Vaia, sono state raccolte nel documentario Veneto in ginocchio prodotto dalla nostra emittente, in onda stasera dalle 21:15. Ed ora andiamo invece a Venezia, che è stata letteralmente presa d'assalto per il ponte di Ognissanti, nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, proteste dei residenti, battelli strapieni, difficoltà a camminare tra le calli, ma la pressione turistica è una boccata d'ossigeno per l'economia della città. In questo ponte di Ognissanti, Venezia si conferma tra le mete turistiche più ambite e richieste del nostro paese. In 100.000, forse più, hanno preso d'assalto la città, senza spaventarsi nemmeno davanti al freddo e alla pioggia. Così, per i disagi, immancabili le proteste dei residenti, stretti nella morsa turistica tra vaporetti strapieni e difficoltà a muoversi tra calli e campielli. Stiamo arrivando alla conclusione della stagione veneziana e anche il Ponte dei Santi si sta rivelando un buon momento per l'hotelleria a livello del Comune di Venezia. Prevediamo in questo momento un'occupazione del 90% circa. Il vicepresidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto, vede anche una percentuale in possibile miglioramento per le prenotazioni last minute che ormai vanno sempre più di moda. Attendiamo di avere i dati di consuntivo perché fino all'ultimo c'è ancora un po' di spazio da poter completare, quindi lunedì prossimo sapremo esattamente e siamo convinti che potrà migliorare questo dato. La festività di Ognissanti segna in sostanza anche la conclusione del momento clou sotto l'aspetto della stagione turistica. Questo ponte chiude gli eventi importanti della città sicuramente e poi ci daremo appuntamento con quello che è il Natale, il Capodanno e poi la vera ripresa della stagione con il Carnevale. Nel bilancio finale la parte del leone la fa naturalmente sempre il centro storico. Gli alberghi di categoria più alta, 4 e 5 stelle, hanno fatto registrare durante l'anno il tutto esaurito nei momenti più importanti ed attesi, come l'apertura della Biennale d'Arte, Regata Storica e la mostra del cinema al Lido. Continuiamo ora con la cronaca. Aveva in casa 2 serre per la coltivazione di marijuana. Un 28enne di Mestre è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri. Un 28enne veneziano, residente in località Villaggio Laguna, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini erano partite da un sospetto via vai di giovani a ridosso di un'abitazione, della quale tra l'altro i cani antidroga segnalavano insistentemente il garage dentro al quale sono stati trovati 100 grammi di hashish. Nella camera da letto del giovane i carabinieri hanno trovato inoltre più di 30 grammi di marijuana e un altro panetto di hashish identico a quello rinvenuto in garage. Ma soprattutto in un appartamento vicino, dove il giovane ha la residenza anagrafica, sono state scoperte 2 serre complete, perfettamente efficienti, con i contenitori posizionati per la crescita delle piantine di marijuana, con ventilatori interni ed esterni, temporizzatori per l'energia elettrica, termometri digitali, taniche per l'idratazione dei vasi, fertilizzanti ed acceleranti della crescita. Un armadio completamente foderato con fogli di carta rifrangente era utilizzato invece per l'essiccazione delle piante. Nelle serre e nei mobili adibiti per la lavorazione delle piante sono stati ritrovati oltre 400 grammi di marijuana. Il valore della serra e del materiale per la produzione dello stupefacente è pari a circa 5.000 euro.
Portava tra i propri bagagli un'ascia della lunghezza di 40 cm. A scoprirla i carabinieri della stazione Venezia Scali a Piazzale Roma durante il controllo di un senza tetto già colpito da foglio di via obbligatorio dal comune di Venezia. L'arma è stata sottoposta a sequestro e l'uomo denunciato per porto abusivo di armi e per violazione del foglio di via obbligatorio. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Al via assemblee pubbliche organizzate da CGIL e CISL e UIL per la contrattazione sociale con i comuni. I diritti di cittadinanza sociale entrano a far parte delle piattaforme contrattuali dei sindacati anche nei comuni. Le amministrazioni, evidenziano, devono essere pronte all'apertura di vertenze in caso di mancata assistenza, rette degli asili e delle case di riposo inaccessibili, trasporti non idonei alla mobilità, cure non garantite. Per questo CGIL e CISL e UIL hanno organizzato assemblee pubbliche. Assemblee che sono conseguenti agli incontri che abbiamo con le amministrazioni comunali, incontri che definiamo di contrattazione sociale. Questa è un'attività che fa il sindacato dei pensionati, ma soprattutto le confederazioni CGIL e CISL UIL, perché questi sono aspetti molto importanti nella vita dei cittadini, perché le amministrazioni hanno in mano le leve per poter rendere più semplice la vita dei cittadini e anche meno costosa. I sindacati stanno lavorando per avere accesso alle 44 amministrazioni. Venezia, ad esempio, non ha mai ricevuto e trattato con le parti sociali. Adesso il sindaco di Venezia non ci ha ancora convocato e noi chiediamo, l'abbiamo mandato a tutti i comuni, quindi anche al sindaco di Venezia, perché saremmo curiosi, insomma, di confrontarci anche con il sindaco di Venezia per il peso e anche l'orientamento che può avere nell'intera provincia. Dobbiamo riuscire a intervenire sui bilanci di questi comuni, cercando di spostare delle risorse e impiegarle in maniera per noi più adeguata per i bisogni di queste persone, che sono le persone più delicate, le meno fortunate, le meno abbienti, le meno, per cui quelli che hanno più bisogno. Vorremmo anche parlare con le amministrazioni per capire e per suggerire qualcosa che possa riuscire a muovere il lavoro in quei comuni, perché tutti parlano di lavoro ma poi resta solamente una parola e non si passa ai fatti concreti. A livello della politica nessuno fa una programmazione da oggi in avanti, quando la popolazione anziana sarà certamente in aumento in maniera esponenziale. Nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, Monsignor Moraglia ha presieduto l'Eucaristia nel cimitero monumentale di San Michele a Venezia. Il Vescovo ha sottolineato l'importanza della preghiera cristiana come segno di comunione e unione con i fedeli defunti. È sempre commovente vedere tante persone di età diverse che si recano in questi luoghi, che forse dovremmo apprezzare di più come momenti di comunione, come momenti dell'essenziale cristiano. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha presieduto nel cimitero monumentale di San Michele a Venezia e a Mestre l'Eucaristia per commemorare tutti i fedeli defunti e, compiendo questo gesto, si è soffermato a sottolineare l'importanza di questi giorni in cui migliaia di persone hanno attraversato a Venezia il ponte galleggiante che collega le fondamenta nuove al cimitero di San Michele in Isola. Si è così ripristinata un'antica tradizione interrotta nel 1950. Il ponte rimarrà allestito fino al 10 novembre. È stato un servizio opportuno quello di poter consentire un transito che ci porta lentamente, guardandolo, in questo luogo di pace, di serenità, di ricordi e diciamo anche per molte persone di dolore. Un percorso pedonale che secondo il patriarca è ricco di significati. Ed è una bella immagine questo ponte proiettato verso l'isola di San Michele, un ponte verso l'eternità. Ecco, io auguro a tutti di poterlo percorrere avendo nel cuore questa certezza, questo sentimento.
E da Venezia è davvero tutto e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. La perturbazione insiste sul nostro territorio e nella giornata di domenica sarà ancora più intensa. Vediamo dunque il dettaglio del 3 novembre. Sul Veneto generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e anche forti, specie sui settori montuosi. Migliorerà poi in nottata. Temperature in lieve aumento grazie ai venti di scirocco che soffieranno anche con una certa intensità. Valori minimi tra 8 e 11 gradi, massimi tra 12 e 17 gradi. Sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, non cambia infatti la situazione, avremo precipitazioni ovunque e sarà alto il rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 19 gradi. Non andrà meglio sul Trentino Alto Adige con rovesci e temporali come vediamo su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime comprese invece tra 12 e 13 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.